Buongiorno, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Avrete già intuito che in questo video non si pedala, bensì si cammina, perché in uscita dalla stagione ciclistica, come l'anno scorso, porterò qualche breve video, come in questo caso, di qualche camminata o escursione carina, magari anche qualche giro andando un po' più veloce di corsa, vedremo. Comunque sono vicinissimo casa, a Fogliano, Re di Puglia, precisamente Polazzo, dove ho preso il percorso che mi porterà al Sas de San Belin. Se ci sono spettatori dalla Liguria, non pensate che sia quello che avete in mente. Si chiama così, ma poi se mi ricordo un po' dei riferimenti che avevo letto tempo fa ve lo racconto. Comunque si va su di qua. Precisamente io sono partito dalla fine di via Ulivi a Polazzo, salgo qui e qui c'è la possibilità di prendere questa salita alle mie spalle fino al Sas de San Belin. Questa è la salita che vi mostravo poco fa. Intanto vado. Primo pezzo cementato e poi si passa sullo sterrato. Per chi non è nuovo del canale avrà già visto più volte, soprattutto in bici, questo terreno, questo fondo classico terreno carsico della mia zona. Veramente figo questo posto, eh? Effettivamente io di solito giro in mountain bike sempre qua sopra, oltre il monte oppure oltre dall'altra parte. Fra l'altro sono stato molto vicino al Sas de San Belin volutamente per fare un piccolo sopralluogo, ma dall'altra parte di questa dolina. La salita è bella impegnativa, ma si cammina bene. Io ovviamente sono abbastanza a posto quando pedalo, però soprattutto queste prime uscite in cui cammino e voglio tenere un ritmo un po' più alto di una camminata normale, ho bisogno di prendere un attimo il ritmo. Che bello! Direi che ci siamo. A parte i colori bellissimi del Carso in questa stagione, anche la vista non è niente male. Questo è il Sas de San Belin. Che bella vista! Fra l'altro giornata spettacolare per fare una roba del genere, con il sole così, come ho detto diverse volte, veramente bello il Carso con il rosso del Sommaco, molto brillante. Vediamo cosa mi ricordo di quello che ho letto tempo fa di questo Sas de San Belin. Allora, originariamente dovrebbe essere un altare dedicato al dio Beleno, che potrebbe essere la declinazione celtica del dio Apollo. Infatti questa scanalatura o questa parte potrebbe essere segno che era un altare utilizzato come altare sacrificale. Comunque
ha una forma molto particolare che ricorda il viso del dio, ma soprattutto è un posto un po' sconosciuto di questa zona, anche per chi come me ci passa vicino abbastanza spesso, direi, perché appunto io di solito giro in mountain bike su quel costone là o alle mie spalle. Più che altro è veramente tutto tenuto in modo ineccepibile, cioè perfetto. Il sentiero è bello pulito, tutto tracciato, c'erano i cartelli dove mi sono fermato anche prima per mostrarvi un po' da dove sono partito. Veramente veramente figo. Adesso la mia idea sarebbe passare qua dietro, magari lì potrebbe esserci un sentiero, adesso vado a vedere, oppure camminare lungo quella traccia simil single track da mountain bike e andare qua dietro. Forse magari chiudo anche un anello, perché i sentieri qua sopra li conosco appunto avendoci pedalato più e più volte. Prima però sono arrivato qua, quindi è doveroso fare una cosa che chi mi segue da un Spero che vi sia piaciuta questa mini sessione di volo con il drone, che secondo me è sempre un modo carino di dare un po' il contesto dove sono quando vado in giro a pedalare o come in questo caso a camminare. Comunque, lasciandomi il sasso a destra, sono andato dritto e ho preso questo sentiero che mi dovrebbe portare qui su oltre. Adesso un attimo da studiare, perché so dove sono ma non conosco di preciso questi sentieri, quindi vado un attimo a tentativi per ora. Comunque sicuramente scollinerò qua dietro, quindi non ci sarà grande dubbio. Comunque, come al solito, in descrizione trovate il link alla traccia su Strava, quindi potete dare un occhio alla mappa per capire che giro ho fatto, che percorsi, che sentieri. Questo assolutamente fattibilissimo. Ok, missione compiuta. Qui so esattamente dove sono, perché questo sentiero l'ho fatto l'altro giorno in mountain bike, proprio puntando alla parte sopra al Sas de Saint-Belin. Quindi adesso torno di qua, vado a destra, ci sarà una piccola salita, un pezzo su strada asfaltata, che è fra l'altro la strada che si prende da Fogliano. Vado di qua a destra, riprendo i sentieri, quelli classici miei da mountain bike sopra Polazzo, e magari valuto di chiudere un anello. Potrei anche scendere a Polazzo dal single track, quello che di solito in questa stagione e quando
la vegetazione è più ricca non si fa mai, perché è molto molto stretto, troppo chiuso di solito, quindi magari vado a fare un sopralluogo a piedi, potrebbe essere un'ottima idea. Questo è il sentiero, questo diciamo è il massimo del tecnico fra virgolette che secondo me si trova su questa camminata o su questo percorso che sto facendo. Comunque vogliamo parlare di metà novembre in maniche corte a camminare sul Carso, veramente spettacolare. Questa oretta me la godo veramente tutta. Comunque qui sono sulla strada asfaltata, piccolo pezzo, piccola salita, destra e via. Questo è il crocevia che dicevo. Di qua a sinistra si punta sul sentiero, del quale vi dico anche il numero, 76, direzione Sagrado e così via. Di qua si scollina all'interno della dolina che avete visto prima. Io invece sto un po' più alto, qua giro a destra, rientro verso Polazzo e chiuderò un anello. È davvero particolare questo fenomeno per il quale con ogni mezzo si riescono ad apprezzare dettagli diversi e si gode dei luoghi, dei percorsi in modo completamente diverso. La velocità cambia tantissimo la percezione dell'intorno. Questi sono sentieri che ho fatto decine e decine di volte in mountain bike. Pedalandoci non c'è lo stesso contatto con il territorio, con il sentiero, con il terreno, con la natura, pur essendo nettamente più bello da fruire lo spazio quando si pedala rispetto a quando si va in macchina, per esempio, così come mi capita di fare strade che di solito faccio in macchina e in bici, è una percezione completamente diversa. A piedi la velocità è più bassa, ma la percezione è nettamente più ampia, più, non so come dire, più profonda, ecco, veramente particolare, molto molto figo. Alla fine, quando penso che magari non ha senso passare su quel sentiero perché l'ho già fatto appunto 1000 volte in bici, quando sono a piedi come in questo caso, è una cavolata, non ha senso, perché comunque il posto è lo stesso ma la sensazione, la percezione è completamente diversa. Quindi sono assolutamente a favore di prendere sentieri che di solito si fanno con altri mezzi anche a piedi, o appunto cambiare i mezzi con cui si passa su un sentiero, su una strada o su un percorso. Assolutamente favorevole. Non so cosa ne pensate voi, ma magari lasciatemi un commento, che sono curioso. Questa è un'altra intersezione dei miei classici giri in zona in mountain bike. Io vado giù di qua. Qui si esce a Polazzo, sulla strada che qua su porta agli allevamenti. Questa invece è una bella discesa larga, sempre parlando con riferimenti da mountain bike, e poi a un certo punto rincroceremo tutta la discesona che abbiamo visto dall'altra parte, che punterebbe alla dolina, dove a sinistra ci sono degli scavi che vanno avanti già da diverso tempo. Credo che sia un gasdotto o qualcosa del genere. Ho deciso di alzare un po' il ritmo su questa discesa leggera, anche se non sono assolutamente attrezzato. Il mio Hip Pack Pro di Evoc non è stretto perché non pensavo alla corsa. Che bella sta stagione,
Guarda che quest'anno veramente è fatto un altro bel autunno, speriamo che duri. Sono arrivato qua sotto in un batter d'occhio. Adesso però su questa salita qua non corro, non mi pare il caso, anche perché è bella ripida. Qua dietro c'è la discesona che punta dentro la dolina e il Sas del San Belin è esattamente là dietro, là si intravede, credo, almeno lo intravedo io, non so se si noterà dalla GoPro. Qui esco dalla strada, prendo questo sentiero, proviamo questo single che scende tenendo Re di Puglia a sinistra, direzione Polazzo. Arriverò sulla strada dove poi ho parcheggiato la macchina. Già qui è abbastanza stretto, soprattutto molto scivoloso per l'erba a destra, il terreno, ma soprattutto gli alberi che rientrano sul sentiero. Se non lo conoscete o volete vedervelo tutto, vi lascio nella i qua in alto a destra un video con tutto il tracciato del segmento. Come molti dei sentieri anche di questa zona, anche questo è stato allargato e spianato. Non saprei bene perché, non so chi possa passare così tanto spesso di qua, ma era un bel single track, adesso è già bello largo rispetto a prima. Veramente non lo so, c'è tutta questa parte qui smossa. Later. Sono risceso a Polazzo, adesso sto rientrando alla macchina sulla strada asfaltata, quindi vi saluto, vi ricordo di iscrivervi al canale e lasciare un like se vi è piaciuto il video, scrivetemi un commento se volete lasciare un'impressione o chiedere qualcosa. Ci vediamo al prossimo video, ciao.